Venerdì 1° settembre comincia un nuovo mese con Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, innanzitutto purtroppo la tragedia ferroviaria alle porte di Torino piange anche la Sicilia perché 2 delle 5 vittime erano siciliane, il messinese Kevin Laganà, il più giovane, e il mazzarese Giuseppe Saverio Lombardo. Non aveva paura di niente, hanno scritto i suoi amici e i suoi parenti sotto la sua casa, la casa di Kevin Laganà a Vercelli, la famiglia si era trasferita quando lui era molto piccolo. Il presidente Mattarella ha detto: morire sul lavoro è un oltraggio alla convivenza. Un incidente che ha scioccato tutta Italia, l'incidente ferroviario nel Torinese. 2 delle vittime sono siciliane, si tratta di Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina, e Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, originario di Marsala. Vite spezzate, famiglie distrutte. La tragedia ferroviaria a Brandizzo, lungo la linea che collega Torino a Chivasso, mentre gli operai stavano effettuando alcuni interventi di manutenzione, quando sono stati investiti da una motrice per la movimentazione di vagoni. Adesso è il momento delle lacrime, del dolore, di chi non riesce a capire come si possa morire così, come ad esempio i parenti di Kevin Laganà, la vittima più giovane, 22 anni appena, originario di Messina, quartiere di Giostra, uno di quelli in cui impari ad essere uomo prima. Il Messina calcio nel cuore e nel sangue, aveva lasciato lo stretto per raggiungere il padre Massimo che viveva a Vercelli con la compagna, la scuola e subito dopo, nel 2019, il lavoro con la Sigifer di Borgo Vercelli, l'azienda che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia. Molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e appunto al padre Massimo. Sul suo profilo Facebook, un post di 3 anni fa raccoglie i messaggi di cordoglio di tanta gente, l'abbraccio alla famiglia, il non si può morire così che lascia Annalisa. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha detto come una tragedia del genere sia davvero inspiegabile e inaccettabile perché non si può perdere la vita al lavoro. Non aveva paura di niente Kevin, lavorava di giorno e di notte, da 2 anni aveva trovato questo lavoro. Sono le parole che Melania, la compagna del padre Massimo, che per Kevin Laganà era come una mamma, ha rilasciato a Repubblica. Disperata anche la cugina Cinzia. Era una persona meravigliosa, un ragazzo che ha sempre lavorato da quando aveva 18 anni, ha detto: ora dobbiamo dirlo al padre che non ci voleva credere. È arrabbiata Cinzia, non so chi abbia sbagliato, ma 5 persone investite non sono un incidente, 5 persone sono morte. È evidente che qualche errore è stato commesso, ha aggiunto, e sullo sfondo un'inchiesta che dovrà appurare come e perché, ma soprattutto appunto chi ha sbagliato, dall'errore di comunicazione ai lavori che sarebbero dovuti iniziare dopo il passaggio del convoglio di servizio. Sarà la magistratura a dare spiegazioni. Passiamo alla violenza sessuale di gruppo a Palermo. C'è una nuova testimonianza shock della vittima, la giovane 19enne che ha subito l'assalto dello stupro. Avrebbe raccontato di avere subito un altro tentativo di violenza un mese prima. Intanto sono già 4 i legali che hanno rinunciato alla difesa dei giovani arrestati, che sono complessivamente 5. Sono una cinquantina, pensate, le denunce per stupro che sono arrivate nelle ultime ore alle forze di polizia. Vediamo. Un mese prima dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, la vittima 19enne aveva subito un altro tentativo di violenza, un'altra notte da incubo che la giovane aveva raccontato al suo fidanzato, un'aggressione della quale si era difesa con lo spray al peperoncino che aveva nella borsetta, datole proprio dal fidanzato dopo altri episodi precedenti. L'episodio è stato riferito dalla vittima il 14 di luglio, la ragazza conosceva solo uno dei suoi aggressori che avrebbero tentato di violentarla e dopo sarebbe stata anche minacciata. Il fidanzato ha spiegato ai carabinieri di aver saputo della vicenda dalla 19enne, che però non ha voluto rivelargli i particolari. Intanto dalla comunità protetta dove si trova la giovane continua a rispondere a tutti i post sui social che continuano ad attaccarla, compresi i post che raccontano come circoli un altro video che hanno visto tutti. Una vicenda sempre più ingarbugliata mentre continua l'iter giudiziario per i 7 arrestati per lo stupro di luglio. Sono ben 4 gli avvocati che hanno ormai rinunciato alla difesa. Per 2 volte l'interruzione del rapporto fiduciario ha riguardato Cristian Maronia. Per tutti sono stati confermati nel frattempo gli arresti. Questa vicenda infine sembra aver aperto il vaso di Pandora. Sono una cinquantina le denunce per stupro piovute negli ultimi mesi alle forze dell'ordine, vicende che non riguardano soltanto Palermo ma tutta la Sicilia.
Dato veramente impressionante sul quale occorrerà approfondire naturalmente e lo faremo nelle prossime ore. Intanto Angelo, i giornali saranno pieni di entrambe le vicende, sia per la strage dei ferrovieri che queste purtroppo continue notizie di violenze sessuali. Proprio così come dici tu Michele, Repubblica Palermo in diretta social dalla casa protetta, da quando sono qui sto meglio. La ragazza vittima della violenza di gruppo si è confrontata con migliaia di persone su TikTok. Sfera Ebbasta gli ha inviato anche una clip, ci vediamo presto. Nell'inchiesta spunta un tentativo di stupro al quale è sfuggita, ma nelle pagine interne torna Repubblica proprio su questo tema, ancora sottolineando la mezz'ora di diretta social per raccontare l'incubo. Qui mi sento meglio, lo sfogo della ragazza violentata. La 19enne ha parlato dei suoi stati d'animo dalla casa protetta nella quale è stata trasferita. Dalle carte dell'inchiesta emerge un altro tentativo di stupro al quale era sfuggita prima del 7 luglio, ma intanto ti segnalo e segnalo ai nostri telespettatori, oggi a Palermo una manifestazione, sfilano gli uomini, ci mettiamo alla faccia, non siamo tutti uguali, questo è il messaggio che viene lanciato e diciamo, chi ha in qualche modo anche aderito, Ismaele Lavardera, che è vicepresidente della Commissione regionale antimafia, ideatore proprio della manifestazione di oggi a Palermo. Come dicevamo, purtroppo sulle pagine diciamo, dei quotidiani regionali non c'è soltanto evidentemente questa vicenda, ci sono tante altre vicende. Adesso andiamo alla Sicilia di Catania e poi torneremo su Repubblica per le altre notizie intanto. Però il titolo forte è Binario morto, questo è il titolo scelto questa mattina dalla Sicilia. Nel torinese il treno che ha praticamente travolto gli operai che lavoravano sulle rotaie, 2 siciliani fra le 5 vittime, un 52enne di Marsala, il 22enne di Messina. Ferrovie dello Stato dice non dovevano essere lì. Il precedente a Motta, c'era stato un precedente nel Catanese, un episodio diciamo simile, ma davvero un bel po' di anni addietro. Poi ancora l'altra vicenda che riguarda le continue denunce di violenza, c'è una svolta nell'inchiesta della provincia di Catania, minore abusata nel Catanese, il fratello maggiore confessa 10 anni di orrori in casa, quelli vissuti da questa ragazzina, da questa ragazza. E poi la visita sempre ma a proposito di violenza sulle donne, a Caivano parte la bonifica, la Meloni dice lo Stato ha fallito, a Milano violentata dal branco. Anche a Milano. Altra notizia che viene riportata stamattina. E poi c'è una notizia che riguarda la viabilità sulla A19 percorribile il ponte 5 Archi. Presidente Schifani, vigileremo su tutti i cantieri. Questi sono i fatti sulla prima pagina, ma andiamo all'interno. Ritorniamo su quanto accaduto a Torino, gli operai travolti dal treno, 2 siciliani fra le 5 vittime, e poi lavoravano di notte, come detto, sui binari colpiti in pieno da un convoglio a 160 km all'ora. Ma c'è un report che preoccupa, che dell'INAIL, la strage dimenticata sul lavoro, 5 caduti ogni 2 giorni. Questi sono i dati impressionante, agghiacciante veramente. E poi il precedente catanese di cui facevamo prima riferimento, 2 uccisi sui binari di Motta Sant'Anastasia, il processo Fiume, caposquadra condannato. Questo è il racconto avvenuto 15 anni fa, quest'altro disastro, 1° settembre, stesso periodo grosso modo, 2008, quando il treno Catania-Palermo travolse gli operai Giuseppe Virgillito e Fortunato Calabrese. Quindi diciamo che disastri, tragedie di questo genere purtroppo non sono assolutamente nuove. Kevin e Giuseppe, nuovi emigrati in cerca di lavoro e una nuova vita, questo è il racconto, la descrizione delle 2 vittime siciliane di questa vera tragedia. E poi la viabilità adesso, perché la 19 è un momento importante per la 19, percorribile il ponte 5 Archi, ultimati gli interventi sul viadotto nel Nisseno, stop alla doppia corsia, Schifani è un segnale positivo, vigileremo su tutti i cantieri, Fratelli d'Italia bene la nomina a commissario. E poi
altre notizie, l'approfondimento di quanto abbiamo visto anche sulla prima pagina. Lo stupratore è il fratello maggiore. Nuovi e inquietanti particolari sulla storia di violenza in famiglia avvenuta nel catanese. Il 24enne arrestato dai carabinieri ha ammesso i fatti nell'interrogatorio. Inchiesta parallela, la procura dei minori prova a ricostruire i primi 4 anni di abusi. Una storia davvero anche questa terribile che viene raccontata dal quotidiano la Sicilia. Poi ancora nelle pagine interne, sulla pagina di Catania, l'Empire, una storica discoteca di Catania, dal bene confiscato, più cultura per la città, da una casa della musica, spazi museali, a breve il bando che porterà all'assegnazione. Questo il destino di questa struttura. Prima di però cambiare quotidiano, volevo sottolineare una notizia che riguarda la città di Catania. Rifiuti, oggi sciopero dei lavoratori dell'Otto Nord per la raccolta, quindi ci saranno certamente delle difficoltà, diciamo, a complicare le cose, visto e dei disagi. Ecco, non mancano, quelli non mancano mai. I problemi di pulizia a Catania non mancano, c'è anche uno sciopero, vabbè. E allora poi, prima di cambiare quotidiano, direi di andare sulla Sicilia, sulle pagine sportive. Una serata di grandi emozioni, i rossazzurri tornano tra i professionisti, esordio Incini, uno stadio da tutto esaurito, il fischio d'inizio alle 19:45, 2 tra le aspiranti big del girone meridionale a confronto. Il difensore della Pisarda recuperata e sarà titolare, Sarao e Di Carmine si alterneranno in avanti. Questo è quello che viene fuori per la prima di campionato del Catania, circa 20.000 le persone allo stadio. Adesso invece andiamo ad occuparci delle altre prime pagine e non solo, delle altre notizie. Giornale di Sicilia, anche qui c'è l'apertura per la tragedia sul lavoro nel torinese, 2 siciliani sotto il treno killer, scrive così il quotidiano di Palermo, investiti dal convoglio che sfrecciava 160 km/h. Quel cantiere non doveva esserci, sono le dichiarazioni delle ferrovie dello Stato. I sindacati sono in rivolta. E poi l'amarezza di Mattarella, morire sul lavoro è un oltraggio alla convivenza. Queste le parole del capo dello Stato. E poi la 19, finiti i lavori al Ponte Cinque Archi, e ancora l'indagine sul branco, torniamo alle violenze sessuali, e scontro sul video, la violenza sulla ragazza al Foro Italico, i legali troppo brevi, i magistrati inequivocabili, la Meloni in visita a Caivano dopo lo stupro delle 2 bambine, promette degli interventi. E questo la situazione, questa è la prima pagina del giornale di Sicilia. Adesso siamo sulla Gazzetta del Sud, che come sempre ha un'apertura che dedica alla città proprio di Messina, il piano delle azioni green. Questo scrive stamattina la Gazzetta del Sud. Sono 23 da ora al 2030, efficientamento energetico e 200 nuovi alberi. Questo è il piano previsto da Messina. Approda in Consiglio lo strumento di programmazione per lo sviluppo sostenibile e la lotta anche ai cambiamenti climatici. Questo è diciamo l'intenzione, come ci si vuole avvicinare. Attenzione però, sempre su Messina, la Quarantine Tourist annuncia 71 licenziamenti e certamente non è una bella notizia. Anche qui però, come vedete, c'è il richiamo alla strage del torinese, 5 operai travolti dal treno, perde la vita anche il messinese Kevin Laganà. E poi la cronaca, come sempre, ci porta a scoprire fatti e notizie che hanno veramente dell'incredibile. A Napoli un minore uccide un 24enne per un parcheggio. Ancora un assurdo omicidio, ammazzato a colpi di pistola al termine di una lite davanti alla fidanzata. Evidentemente c'è sempre il tema dei giovani che non controllano evidentemente la rabbia. Adesso c'è da chiedersi il perché, come mai questi episodi sono sempre più frequenti e sono sempre più, ogni giorno e più violenti, senza limiti ormai. Si va per uccidere, non solo
Una volta era magari una piccola rissa, una piccola... Adesso gli episodi, e poi quasi sempre c'è questo epilogo violento con l'omicidio, comunque con la violenza efferata. Cambiamo tema, una nuova frenata, l'inflazione scende al 5,5%, però la spesa è più cara. Le associazioni... buona sapersi, cioè scende l'inflazione, però la spesa spesa, è i più prodotti cara. alimentari non scendono assolutamente, il costo risulta essere sempre piuttosto elevato. Un'ultima notizia, sempre dal quotidiano messinese, eccolo qui, reddito, tutta la rabbia degli ex, i sindaci, ma noi senza risorse ci troviamo in prima linea nel gestire una pressione fortissima. Il 1° settembre, da oggi praticamente, non c'è più il reddito di cittadinanza. Come stiamo documentando tutti i giorni, quasi, insomma, in questo periodo. Allora, adesso facciamo una breve pausa e dopo passeremo ai quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia del 1° settembre con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano, che continua con la rassegna stampa nazionale, vero? Sì, Michele, la rassegna nazionale riparte in qualche modo da quella regionale, perché ecco. si ricomincia e su tutte le prime pagine la strage degli operai, l'orrore e le colpe. Travolti dal treno, 5 morti, 2 feriti in Piemonte, Mattarella un oltraggio alla convivenza del convoglio che andava oltre 100 km all'ora, la pista dell'errore nelle comunicazioni, IPM, disastro ferroviario e omicidio plurimo. Queste sono le ipotesi di reato su cui stanno lavorando gli investigatori. E poi adesso bisognerà capire, ci sono le indagini, cercheremo, i magistrati evidentemente faranno il loro dovere, ci racconteranno che cosa è veramente successo. Meloni visita Caivano, qui lo Stato ha fallito, sono le parole della Premier. E poi la cronaca, il musicista ucciso da un ragazzo di 16 anni per il parcheggio, la notizia di cui abbiamo per l'appunto parlato. Il padre di Saman arriva in Italia, la storia finalmente, insomma, potrà essere processato. Ha ucciso la figlia. Nel nostro paese. Questa è la prima pagina del Corriere. Siamo su Repubblica, apertura dedicata alle 5 vittime. Erano operai, scrive Repubblica stamattina, inchiesta giallo su chi ha autorizzato l'inizio dei lavori, RFI, non dovevano esserci. E a quanto pare questa è la direzione che sta prendendo l'inchiesta. È un po' presto per dirlo, però a quanto pare è proprio questo, che non si capisce bene chi ha autorizzato e che lì non ci dovevano essere. Chi li ha mandati a lavorare lì senza le necessarie autorizzazioni. E poi la Premier a Caivano con la clac dei dirigenti di Fratelli d'Italia, pare che ci sia stato un post che ha convocato i simpatizzanti della Meloni per applaudire, insomma, anche perché c'è stata una lieve contestazione, per cui per equilibrare anche un po', forse per quello. Probabilmente sì. E poi una notizia, ieri c'è stato il sorteggio di Champions, ci sarà una super sfida Napoli-Real, girone dura al Milan, Inter e Lazio sono felici perché diciamo dall'urna, dal sorteggio è arrivato un girone piuttosto facile. Mandati a morire, molto diretto invece La Stampa, il treno in ritardo aveva il semaforo verde, l'operaio sopravvissuto, le ferrovie ci avevano autorizzato a intervenire sui binari. La Stampa non ha dubbi, cioè dice proprio mandate a morire e il treno in ritardo aveva il semaforo verde, cioè la Stampa chiarisce sin d'ora come la meccanica di questa vicenda terribile sulla quale poi, come dicevi tu, indaga la magistratura e sarà la magistratura a avere l'ultima parola, però la Stampa dalle sue ricostruzioni non ha nessun dubbio. Assolutamente no. Poi la Meloni a Caivano, lo Stato ha fallito, torna forte e prepotente questo concetto, le parole espresse proprio dal Presidente del Consiglio. Per l'economia, pensioni, ipotesi ritocco, ma solo per le minime. Questa è l'ipotesi che si
si fa strada. Siamo adesso su Avvenire che scrive: morte sui binari, strage di lavoratori, treno investe e uccide 5 operai, l'ipotesi di comunicazioni sbagliate, i sindacati mettono sotto accusa il sistema degli appalti esterni e proclamano lo sciopero. Questo è quello che scrive stamattina Avvenire. Sicurezza e interventi sociali, Meloni a Caivano si impegna. E ancora Papa Francesco in Mongolia come apostolo del dialogo, quindi un altro viaggio per il Santo Padre. E poi c'è una buona notizia per quanto riguarda, diciamo, la viabilità, i trasporti, il commercio, perché il traforo del Monte Bianco per adesso non chiude. Perché lì, chiariamo in 2 secondi, c'è stata una frana nel Frejus e quindi quello è bloccato. Sul Monte Bianco nel traforo dovevano fare dei lavori di ristrutturazione, quindi lo dovevano chiudere. Praticamente sarebbe rimasto un solo collegamento da 20 miglia e alla fine si sono messi d'accordo Italia e Francia per dire rinviamo i lavori dentro il traforo del Monte Bianco e almeno quello è libero e si può circolare, altrimenti sarebbe successo un altro di quei pasticci un disastro. bestiali. Allora, il manifesto, che è una foto piuttosto forte e con un titolo puntuale. Caspita. Questo è un titolo forte. Sì. 7 operai al lavoro, nella notte sulle rotaie un treno a 160 km all'ora li prende in pieno. 5 sono i morti, 2 feriti, però è forte la foto con puntuale. È proprio il treno, quello è il treno che li ha travolti, quello lì. Come dire, insomma, in qualche modo rappresenta la morte, è arrivata puntuale. È arrivata puntuale. L'Unità, stesso tema, ci sono i binari crocifissi sul lavoro, anche questo è un titolo forte stamattina sull'Unità. Adesso siamo sul Sole 24 Ore, temi diversi, l'occupazione perde 73.000 posti, corsa dei prezzi ancora in frenata. Frenata però, sì, però. Ad agosto i prezzi in crescita del 5,5% su base annua, carrello della spesa però a più 9,6%. Praticamente il doppio, Esatto. Cioè l'inflazione è al 5, la spesa è quasi al 10. Perché è incontrollabile il prezzo dei prodotti alimentari di prima necessità. Questo è il punto. E poi il caos nei trasporti, slitta la chiusura del Monte Bianco, ne abbiamo parlato poco fa, e Nancy Pelosi stamattina parla, è ripresa su tutti i quotidiani, la prendiamo da Sole 24 Ore, la rielezione di Trump, una tragedia per gli Stati Uniti. Questo è quello che chiaramente rappresenta l'opposizione rispetto democratica, è chiaro. E quindi da questo punto di vista rispetto alla sua posizione. Poi siamo sul Messaggero, strage sui binari e il titolo di apertura. Torino nella notte, treno che sfreccia a 100 km/h su 5 operai, tutti morti. RFI, cantiere non autorizzato in quell'orario lì. Quindi. Questa è la posizione delle ferrovie, dice quel cantiere lì non ci doveva essere a quell'ora. E poi ci sono le parole di Mattarella, un oltraggio morire così, e il presagio di Michael, quella croce sulla rotaia, segno di Dio. Questo è questo messaggio che è veramente inquietante, che lui ha postato il giorno prima o le poche ore prima che morisse, mamma mia. Caivano, l'impegno di Meloni, adesso basta zone franche, anche qui il musicista ucciso in strada per una lite sul parcheggio, in Italia si muore. Come detto, anche così. Siamo sul Fatto Quotidiano, 5 morti e un mistero, l'avviso dell'ultimo treno, gli operai al lavoro sulla ferrovia dei poveri, scrive il Fatto. Collega delle vittime, mi sono licenziato per tornare a casa vivo, mai fatto corsi di sicurezza. Questa è un'altra denuncia forte. Poi stanno così, ecco appunto, poi si viene a sapere quali sono i retroscena di come si lavora. Siamo adesso sul Giornale, morire di lavoro, la strage di Torino, treno a 160 km/h sugli operai, 5 le vittime, dalla velocità al nulla osta, il certificato scaduto, tutti i punti oscuri su cui adesso lavoreranno i magistrati. E quindi poi tutto sul premierato, riformare la giustizia non è più così urgente, i piani della maggioranza evidentemente cambiano quelle che possono essere le priorità. Meloni contro l'indifferenza, bonificare le zone franche, Italia e Francia trovano l'intesa, rinviati i lavori al Monte Bianco, così almeno si può respirare. Sul Libero, titolo forte, attenzione, rovinati da Conte, di 15 miliardi il buco lasciato dall'ex premier, super bonus, super
super fregatura. Ne abbiamo parlato ieri, sì, sì, è controversa questa cifra, comunque vabbè, insomma, è chiaro. Questo è quello che scrive stamattina Libero. E poi ancora siamo sul Tempo, che scrive: lo Stato torna a Caivano, Meloni in Campania, la Premier in visita sul luogo dello stupro delle due cuginette, faremo bonifica radicale, mentre il ministro Valditara dice parte qui la sperimentazione dell'agenda sud, la ministra Carfagna di Azione, chiedo scusa, dice il PNRR è occasione irripetibile per la qualificazione, per la riqualificazione, e poi a sinistra è corsa per 14 referendum. 14. Il Verde Bonelli chiede firme in spiaggia. È come che gli ha detto: chiedigli un po' se fa pure le treccine. Insomma, stamattina come questa è la riflessione. Prima umorismo un po' freddo, oggi è una giornata un po' e brutta. Poi, infatti, poi abbiamo la Gazzetta dello Sport stamattina, occhio diavolo, riecco Lukaku, alle 20 mercato stop, alle 20:45 si gioca, i rossoneri cercano il tris a Roma, Mourinho pronto a far entrare Big Rom, e poi addio Taremi, Colombo al Monza. Ma intanto quasi bene, questa è la valutazione che fa la Gazzetta su quello che è stato il sorteggio di ieri in Champions. Direi che stamattina ci possiamo fermare qui con la rassegna stampa nazionale. Va bene, tra poco parleremo di ingegneria, perché sarà a Catania il luogo dove si svolgerà nel mese di settembre, negli ultimi giorni, il congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, con un titolo molto ambizioso, molto bello: Mete 100 anni e oltre. Sentiremo, perché avremo un ospite, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Fabio D'Alio di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì 1 settembre il tempo sull'Italia si manterrà stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo, pertanto sole protagonista un po' ovunque, giusto qualche disturbo sul Levante Ligure lungo l'Appennino, a tratti anche sull'entroterra siculo, ma comunque la giornata sarà per lo più soleggiata anche qui sulla Sicilia, giusto qualche annuvolamento sui rilievi più interni con l'occasione per brevi piovaschi sul Nisseno e verso i rilievi etnei. Temperature che si mantengono stabili su valori anche gradevoli di giorno, punte massime fino a 28-30 gradi, le minime si aggireranno attorno ai 20-22 gradi. Nella giornata di sabato il contesto continuerà a mantenersi stabile, assolato un po' su tutta l'isola, con sempre la possibilità nelle ore centrali del giorno per qualche annuvolamento in più sui rilievi interni, con l'occasione per brevi piovaschi, ma per lo più la giornata sarà asciutta, con temperature sempre molto piacevoli, caldo senza eccessi, punte massime fino a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli sulle vostre località continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. No, stavo guardando Catania, 24-28, insomma, diciamo irragionevole visti i tempi. Benvenuto a Mauro Scaccianoce, che è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, ha lì il logo del suo prossimo congresso, ce lo fa vedere? Sì, grazie, lo prendo io, guardate, si chiama Mete, Mete 100 anni e 8, eccolo qua, adesso glielo restituisco perché noi abbiamo già qua, non è fra pochissimo, è tra il 27 e il 29 di settembre, ma è il 67esimo congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri. Intanto questo come dire, titolo, che è ambizioso e anche affascinante, Mete 100 anni e oltre, che vuol dire? Perché cosa? Sì, allora è molto affascinante e molto impegnativo. Molto impegnativo, perché abbiamo la ricorrenza nella nascita degli ordini, o comunque del titolo, di 100 anni fa, quindi vogliamo fare, diciamo, una sintesi fra quello che è stato l'ingegneria, ma anche gli ordini professionali, quelli che hanno rappresentato, che cosa hanno rappresentato gli ordini professionali per l'intera collettività, e qual è la strada del futuro, quindi che cosa potremmo fare ancora ovviamente per migliorare l'ingegneria in Italia e gli ordini professionali. Allora, poi la domanda sul ponte sullo stretto se la faremo. Arriverà. Anche perché avremo la professoressa Nicotra. Ah, ecco. Consigliere. Allora, parliamone subito. Allora, visto che parliamo subito. Qual è la vostra posizione, il vostro orientamento? La nostra posizione ovviamente è assolutamente favorevole al ponte. Il ponte, così come ha detto anche più volte la professoressa Nicotra, rappresenta la libertà di poter scegliere il modo in cui spostarsi. Oggi noi siamo legati
Sì. Sappiamo bene le vicende di appena un mese fa del nostro aeroporto, dove l'intera Sicilia è stata isolata. Quindi il ponte vuol dire l'alta velocità, vuol dire la libertà di muoversi, la libertà di scegliere come muoversi, abbassare notevolmente i costi dello spostamento e poi realizzare la più grande opera faraonica dell'ingegneria, che certamente produrrà anche le altre opere che saranno vicine, perché il progetto prevede anche, come ben sappiamo, oltre 1 miliardo di opere compensative. Quindi ci saranno queste famose infrastrutture che collaterali, diciamo così. Assolutamente sì. Saranno previste 1 miliardo di opere compensative, ma poi, come dire, le opere pubbliche, le grandi opere sono un po', come dire, per fare un ragionamento semplice, come le ciliegie, una tira l'altra, sì. È esattamente il contrario. È una germinazione, perché uno, se arriva a un certo punto poi non può stare con una stradina stretta o una ferrovia un po' malandata. Va bene, grazie per questo chiarimento per quanto riguarda il ponte, però gli argomenti sono tantissimi, parliamo di alcuni. Codice degli appalti, che è un tema controverso, anche questo è presentato dal ministro Salvini, che dice semplifichiamo, evitiamo di queste burocrazie terribili che ci sono nel nostro paese, però c'è chi dice sì, però in questo modo si sottraete la possibilità di fare i controlli, c'è il rischio di inquinamento maggiore. Voi cosa pensate? Allora, noi abbiamo avuto una posizione da un lato favorevole al nuovo codice dei contratti, che oggettivamente snellisce le procedure, e sappiamo bene che in Italia dal momento dell'ideazione dell'opera fino alla realizzazione passano anche 10-15 anni, quindi quando l'opera è realizzata è già vecchia, quindi abbiamo bisogno necessariamente... Con passaggi poi anche di appalti, subappalti e ditte varie. Esattamente. Ma la fase in cui si perde più tempo è la fase appropriativa. La fase in cui si danno le autorizzazioni. Quella è una fase che va certamente snellita. La semplifica? Questo codice la semplifica. La nostra posizione diversa rispetto al codice è perché si è aperto interamente all'appalto integrato. L'appalto integrato sostanzialmente è dare all'impresa esecutrice anche la fase di progettazione per tutte le opere. Questo noi su questa posizione siamo critici, perché noi riteniamo che la parte della progettazione deve essere diversa dalla parte esecutiva, in modo tale da essere, come dire, indipendente da chi esegue l'opera, perché chiaramente chi esegue l'opera può non avere l'interesse pubblico, mentre affidarlo agli ingegneri, agli architetti, a tutti gli altri tecnici, quindi renderlo indipendente, credo che sia un passo avanti. Voi parlate di equo compenso, la parola compenso già ci mette di buon umore, ma equo compenso che vuol dire? Allora, l'equo compenso io credo che sia una battaglia di civiltà per noi ingegneri. L'equo compenso, Bersani molto tempo fa ha abrogato le tariffe professionali, quindi fino a ieri non vi erano più i minimi tariffari, quindi vi era una battaglia fra tecnici sul piano dei prezzi, quindi una competizione sui prezzi e non sulla qualità della progettazione. Inserire nuovamente l'equo compenso nei lavori pubblici, quindi dire qual è il compenso dignitoso per gli ingegneri, vuol dire certamente aumentare la qualità della progettazione, vuol dire fare competizione fra gli ingegneri sul piano della qualità, sul piano della competenza. Dovrebbe avvenire un po' per tutte le professioni. Assolutamente sì. Perché il rischio è che... Ovviamente quello che noi vogliamo che passi è che bisogna capire, l'opinione pubblica deve capire la centralità dell'ingegnere, perché questo man mano si è un po' affievolito, quindi dobbiamo ritornare a essere centrali nella nostra società. L'equo compenso è uno strumento per ridare la dignità. Parliamo del bonus 110% di cui continuiamo a parlare senza sosta, anche ieri, poco fa abbiamo visto anche nella rassegna stampa naturalmente, come dice il primo ministro Meloni, come ama essere definita lei, ha detto la più grande truffa ai danni dello Stato. Voi che posizione avete? Noi anche qui abbiamo una posizione diversa. È vero che vi sono state truffe, ma vi sono state delle truffe in una parte del bonus, quella ad esempio che riguardava le facciate, dove non vi era il controllo, dove non vi era un tetto massimo di spesa, dove non vi era
l'ingegnere che controllava l'esecuzione delle opere, quindi lì effettivamente vi sono state 7-8 miliardi di truffa, quindi lì è stato giusto intervenire, quindi è stata una norma ideata bene ma attuata e messa a terra male, e poi man mano si è provveduto a modificarlo. Quindi noi riteniamo che il super bonus vada certamente modificato, non più al 110, perché il 110 certamente ha gonfiato i prezzi, ha drogato i prezzi. Tu spendi 100, io ti do 110, assolutamente sì, sono invitato a aumentare. Assolutamente no? sì. Lì quelle che l'hanno fatto da padrone sono state le banche, perché le banche hanno comprato i crediti anche al 70-75%, quindi il 25-30% è stato alle banche, quindi io credo che va rivisto il super bonus, ma credo fermamente che se vogliamo mettere in sicurezza ad esempio le nostre città, Catania, dal punto di vista sismico, non può che esserci una politica di incentivazione, perché altrimenti il privato non lo farà mai. Quindi portiamolo al 90%, stabiliamo dei tetti di spesa, investiamo 4-5 miliardi l'anno per i prossimi 10-20 anni e certamente sarà un'ottima legge. Tutti temi molto interessanti, ho fatto un'ultima domanda perché mi incuriosisce, perché voi avete tra gli obiettivi, parlate anche di parità di genere, questo è interessantissimo, cioè assolutamente sì. Al vostro interno avete qualche problemino anche voi per quanto riguarda... Devo dire che la parità di genere ovviamente è un argomento centrale, riguarda tutto. Voglio dire che questo congresso ha riguardato e riguarda, ha coinvolto l'intera città di Catania, perché ha coinvolto il comune di Catania, ha coinvolto l'università dove è presente... Ricordiamolo, si svolgerà dal 27 al 29... Dal 27 al 29 alle Ciminiere. Alle Ciminiere. Alle Ciminiere, che rappresenta secondo me un esempio, un buon esempio di riqualificazione, recupero, riqualificazione, rigenerazione. Esattamente, coinvolge anche le maggiori aziende, avremo un intervento di ST, avremo le università, le città metropolitane. Sì, ma non sviccoli, ci parli della parità di genere? No, la parità di genere. No. Diciamo, faremo un intervento perché lo riteniamo opportuno. Vi è fra noi il dibattito anche se chiamare ingegnera o ingegnere. Io credo che bisogna andare alla sostanza delle cose. Da noi le ingegneri donne sono in netta crescita, e poi io ritengo, ma lo diciamo qui a un ragionamento così più lineare, che le donne sono fondamentali nella nostra società e anche nell'ingegneria. Ancora, su un'altra domanda che vuoi fare, transizione energetica, è un tema enorme, se cominciamo non finiamo più, però in sintesi voi che cosa proponete, che obiettivi indicate, allora, quali limiti anche segnate? Allora, noi abbiamo due grandi temi che tratteremo, che sono appunto la transizione energetica e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, anche in questi due ambiti noi tratteremo anche la parte etica, avremo degli interventi di docenti universitari che ci parleranno di quali sono appunto i limiti finché ci possiamo spingere nell'intelligenza artificiale, perché dai primi esempi l'intelligenza artificiale ci può travolgere, come dire, quindi abbiamo bisogno di farla, ma farla con intelligenza, appunto. E questo secondo voi è realizzabile? Non c'è il rischio, come molti dicono, un po' perché non la stanno facendo loro, ma un po' anche a ragione, dicono guardate che qui apriamo una porta e poi dalla quale poi non riusciamo più a rientrare. E questo è quello che io dico, bisogna farlo dal punto di vista tecnico, è certamente realizzabile, bisogna capire fino a che punto spingersi e mettere dei paletti di natura ovviamente etica, soprattutto. Etica. Va bene, grazie, buon lavoro e complimenti. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Mauro Scaccianoce, che sarà uno dei protagonisti. Arriveranno a Catania oltre 1500 ingegneri da tutta Italia, quindi io credo che sia anche un atto di generosità. Oltre 1500? Oltre 1500. Quante donne, già che ci siamo sulla parità? Credo il 30-35%, anche perché verranno le mogli di molti ingegneri, quindi sono presenti. E credo che l'ingegneria ha voluto donare generosamente anche questo congresso, perché credo che sia anche un momento di rilancio della nostra città, un piccolo tassello per il rilancio della nostra città. Perfetto. Un piccolo contributo.
Complimenti e in bocca al lupo per il vostro lavoro, avremo anche tempo di parlarne successivamente perché si svolge il congresso dal 27 al 29 settembre alle Ciminiere. Facciamo una pausa e poi parleremo di altri argomenti. Grazie e buon lavoro, Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi. Guardiani della notte è il tema del prossimo argomento, però prima vi vorrei dare una notizia, credo che sia una notizia positiva, decisamente, e riguarda Lampedusa. Si è detto da giorni che si sarebbe svuotata, ebbene questo è avvenuto. L'altro giorno erano in 4.000, vi ricordate, soltanto un paio di giorni fa, adesso sono soltanto 198 i migranti che sono riuniti nell'hotspot, come si chiama il centro di accoglienza che ora è affidato alla Croce Rossa. I posti lì sono 380, quindi c'è finalmente, come dire, un luogo dignitoso dove rimanere, naturalmente temporaneamente, perché come sapete Lampedusa è semplicemente l'approdo in Europa, poi i migranti vengono comunque smistati, però veniva fatto molto male fino ad ora, al punto che si è arrivati a intasamenti pazzeschi. Voi pensate, un posto dove ci possono stare 380 persone, ce ne stanno 4.000, pensate in che condizioni si vive, bambini non accompagnati, donne, eccetera, eccetera. E adesso sono soltanto 198, questa è la notizia di stamattina. Do il benvenuto a Antonio Leonardi, che è cofondatore dell'app Guardian, anzi se la devo dire tutta che non si capisce niente perché in inglese è Guardian Safely Around. Perfetto. Che vuol dire? Essenzialmente significa i guardiani della notte, no? I guardiani della notte. Ma che fate? Andate in giro a fare le ronde? Ecco, noi no, però speriamo che qualcuno lo faccia, nel senso che è un'applicazione per il mutuo aiuto. Ah, è un'applicazione. Assolutamente. Quindi come facciamo un po' di pubblicità, come si intitola? Basta andare sull'App Store, sul Play Store, cercare sì. Guardian o Guardian Safely Around. Guardian, basta Guardian. Sì, basta Guardian e la puoi scaricare. Ed è gratuita. Ed è gratuita. Oh, benissimo. È e gratuita. che succede una volta che uno se l'è scaricata? Mettiamo il mio amico Angelo, il mio collega, Adesso la decida scarichiamo. di scaricarsela. Facciamo in diretta. Io non posso, che sto parlando con Facciamo lei. in diretta. Allora lo scarica in diretta. Che cosa gli capita? Allora, nel momento in cui la scarichi, ti registri, banalmente, e dai accesso alla tua rubrica, vedi tutte le persone che ce l'hanno, puoi decidere di creare delle relazioni, quindi puoi essere guardiano di qualcuno e proteggerlo, oppure essere protetto di qualcuno ed essere protetto. Puoi essere anche entrambe le cose. A questo punto l'applicazione funziona quando cerchi un percorso. Dietro c'è un algoritmo di machine learning, intelligenza artificiale, che prende tutti i dati che gli utenti hanno, diciamo, creato sull'applicazione, prende un altro paio di dati che abbiamo acquistato da Google riguardo le attività commerciali, le luci, un sacco di roba che c'è dentro. La sicurezza, che è il tema fondamentale di Catania, di tutte le città, poi purtroppo chi più chi meno questo problema ce l'hanno. Abbiamo sentito soltanto stamattina di un musicista giovanissimo di talento ucciso per un parcheggio, eccetera, cose tremende. Allora parliamo delle donne, poi la sicurezza con quello che ogni giorno. Come funziona in questo caso? E quindi dico, cerchi il percorso, ti dà il percorso più sicuro. Devi fare un percorso, esatto. Tu indichi. E l'applicazione subito fa il primo step di sicurezza, ti consiglia il percorso più sicuro. A questo serve l'algoritmo di machine learning. Quindi io non ti dico come Google Maps qual è il percorso più veloce per arrivare in un punto, ma qual è quello statisticamente più sicuro. Statisticamente più sicuro, significa dove sono successe meno guai, meno problemi, ci sono più luci. Esatto, più attività commerciali. Esatto. Attività commerciali, persone a cui eventualmente un posto dove ti puoi sentire tu più sicuro. Più sicuro. Tutti i tuoi guardiani. Ma questo è globale come internet o è catanese questo? No, tutto il mondo. Abbiamo sviluppato per tutto il mondo. E l'avete inventata voi? Sì. Chi siete voi? Noi siamo 4 ragazzi dell'Università di Catania, anzi uno è un dottorando in sociologia urbana, che è quello che poi
magari ci ha dato qualche dritta su come gestire anche questi algoritmi. Poi ci sono io e un altro ragazzo che siamo in economia aziendale e infine abbiamo un ragazzo che si sta laureando in medicina. Ma chirurgia. complimenti, siete giovanissimi, avete avuto un'idea geniale. Grazie. E avete avuto dei risultati, cioè vi potete vantare di avere una clientela che ormai si è affezionata. L'applicazione è stata lanciata 7 giorni fa, in 7 giorni ha fatto 2000 utenti. Quindi un risultato notevole. Direi per 4 ragazzi di decisamente. E non è successo nulla finora. Non è successo nulla, esatto. L'unica cosa è che rimango un po' perplesso è sul fatto che uno si possa rivolgere a qualcun altro per magari essere aiutato. Lì non si rischia col nostro stile di vita che abbiamo di disturbare qualcuno con la scusa di dire senti mi aiuti, mi dai un'indicazione. Non lo so se le persone che hanno bisogno di sicurezza la pensano così, io credo che se ho bisogno di aiuto preferisco disturbare una persona a me cara, perché io poi quello che vado a cui chiedere aiuto è una relazione che ho creato io, cioè ti ho invitato io a essere mio guardiano e tu hai accettato, quindi tu lo sai che ti potrei chiedere aiuto nel momento in cui ne ho bisogno. Quindi uno diventa guardiano di una... Assolutamente. Provvisoriamente naturalmente. Puoi scegliere quanto tempo farlo diventare guardiano, quando attivare la protezione, quando farti vedere sulla mappa, quando gli arrivano le notifiche o gli alert di soccorso. Abbiamo prediletto l'assoluta customizzazione dell'applicazione. Ogni utente può fare quello che vuole sull'applicazione. Quanti giorni è che... 7 giorni. 7 giorni. Quanti siete? Avete detto quanti sono gli aderenti? 2000 quasi. Avete già fatto una statistica più o meno di che tipo di personaggi, di persone? Sì, devo dire la verità, abbiamo moltissime donne tra i 16 e i 28 anni. Ecco, guarda caso. Moltissimi genitori. E moltissimi genitori di una certa età? Sì, genitori, tantissimi genitori. E questi, le relazioni che si sono sviluppate sono private naturalmente, sì, certo. Non è che... No, nessuno le può controllare. Noi siamo GDPR free, si dice. Cioè nel senso seguiamo tutte le regole della comunità europea sulla privacy, quindi sì. Su questo si può stare tranquilli? Sì, assolutamente. Ed è interessantissimo questa cosa, anche perché qua parliamo di Catania, una delle città meno sicure d'Europa, esatto. Modestamente, terzo posto addirittura, con strade poco sicure, aggressioni, però io penso, adesso abbiamo detto anche la vicenda del Parco Gioeni è una vicenda terribile, abbiamo visto il video, una cosa allucinante di uno che viene fuori dal mondo. È proprio inammissibile. Ecco, ma in quel caso io per esempio devo attraversare da quelle parti, devo andare, che ne so, sono una donna o sono a piedi. Ok. Anzi, il peggio ancora sono in motorino, perché quello era in motorino quello che è stato abbattuto. Che faccio con voi? Allora, intanto devi avere la protezione attivata, se no non funziona. Okay. A questo punto, già precedentemente, vengono notificati tutti i tuoi guardiani che stai facendo un percorso. Nel momento in cui cadi, perché lì ti hanno spinto dal motorino, tu non devi cliccare niente, l'applicazione capisce che sei caduto. Perché dentro i nostri telefonini c'è l'accelerometro, c'è il giroscopio, allora noi abbiamo attivato tutti questi sensori ed è diventato un dispositivo di sicurezza il telefono. No? Cado, vengono chiamati tutti i miei guardiani e sanno dove mi trovo. Caspita, ma io posso anche mettere le forze di polizia tra i miei guardiani? Già sono di default. Ah, automatico? Sì, però quelli li devi cliccare tu volontariamente. Perché una cosa è disturbare un amico, una cosa è disturbare la polizia. Forze di polizia, che invece sono utilissime. Esatto. Però il problema, lei ha detto sei caduto, allora io che me ne faccio di un'app che non mi impedisce di cadere? Scusi la provocazione. No, dico, nessuna app ti impedisce di cadere, come nemmeno la polizia ti impedisce di cadere. Il problema è che dopo che sei caduto nessuno chiama l'ambulanza, ti lasciano lì a terra, se sei svenuto non puoi chiamare i soccorsi. Oppure a disperdere quel gruppetto esatto, di malavitosi. L'obiettivo non è solo essere effettivamente più sicuri, è anche sentirsi più sicuri. Catania non è soltanto tra le città più pericolose d'Europa, è anche dove la percezione del pericolo è più alta d'Europa. È la percezione, sì. Vero? Quando tu hai una percezione del pericolo elevata, fai scelte poco sagge.
Ma quante persone pensate di coinvolgere? Qui arriverete a 300.000, Speriamo, penso, più o meno come la Io mi sono già popolazione. registrato. Perfetto. Ti sei registrato? Già mi sono registrato. Che mi hai messo tra i tuoi protettori o tra i tuoi protetti? Adesso Se la deve studiare. Adesso devo studiare perché ho fatto la registrazione, Ma però è molto semplice. Fantastico. Ci abbiamo speso Sì. tanto tempo per farla. Non siete quelle cose complicate che volete No, no, sapere, no. il codice fiscale, No, le no, cose. no, basta ci il vuole numero il di numero di telefono. telefono e non c'è manco la password, te la mandiamo sul momento. Esatto. Ti mandiamo un SMS con la tua E password. uno se la deve ricordare. No, No, perché ogni devi- volta che entri te ne manda una nuova. Basta password, dobbiamo Ma ricordare mille come cose. è venuta questa idea? Perché è bellissima sta cosa, ragazzi. Cioè, allora, senza fare la retorica, però è vero che delle volte oggi il lavoro si crea pensando, riflettendo, no, cioè, dovete mantenere i vostri sogni. Quante volte viene detto sì, ma poi uno deve fare qualcosa. Sì, no, sono d'accordissimo. Il fare, meglio il fare che sognare. Meglio il fare più che sognare. E come è venuta questa idea? Ad uno dei nostri soci è successa una cosa, nel senso che si è ritrovato lui a essere guardiano prima ancora che l'applicazione fosse creata. Quindi lui ha detto: ragazzi, mi sono trovato più volte nella situazione di dover aiutare alcune mie amiche, alcuni miei amici a uscire dalla situazione di pericolo, soprattutto fuori sedi, perché il target poi è anche un po' quello, no? E quindi magari una ragazza che non conosceva bene le strade di Catania esce la sera in centro, sbaglia via, non finisce in via Gemellana, finisce... Quello è il click che vi ha fatto. Sì. Beh, Io stavo partecipando con il professore Faraci all'Università di Catania a una sorta di competizione universitaria. Io e lui abbiamo messo le due cose insieme. Ho detto: ma sai che forse questa idea che hai avuto tu la possiamo fare diventare un'idea imprenditoriale, possiamo fare anche del bene. Fantastico, quello è un filmato che ci fa vedere i brividi, gente che scappa di notte, eccetera. Bene, bisogna fare i complimenti a Antonio Leonardi e al suo gruppo di Guardian, di Guardiani. Teneteci aggiornati e poi man mano che crescete, perché sicuramente Siamo solo crescerete. all'inizio. Abbiamo sforato un po' perché siamo stati Coinvolti, attratti no? da questa cosa sulla E sicurezza. poi è un luogo particolare, cosa rappresenta? Una civetta. Una civetta. Il guardiano una della civetta. notte. La Il civetta. guardiano della notte, la civetta. Non ce l'ha lei da farcelo vedere, no? Perché non facciamo in tempo. Non No, riesco. ragazzi, siamo in ritardissimo, dobbiamo parlare qua dell'aeroporto di Catania, quindi non c'è più tempo. Grazie, complimenti e auguri per il vostro Grazie lavoro. mille. Pausa e poi parleremo davvero della questione della società che gestisce l'aeroporto, che è un po' nel mirino in questo periodo, soprattutto del sindaco, ma non solo. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto al professor Maurizio Caserta, che è capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Catania e che si è schierato curiosamente, pur essendo all'opposizione nella gestione, diciamo, dell'amministrazione, con il sindaco trentino che, come sapete, ha chiesto le dimissioni della SAC. La SAC è la società di gestione dell'aeroporto di Fontanarossa, per tutto quello che è seguito all'incendio di quest'estate, 3 settimane, diciamo così, definiamole turbolente. Ecco, come mai avete appoggiato la richiesta di Trentino, che chiede non solo le dimissioni del Consiglio di amministrazione, quindi l'amministratore delegato Torrisi, ma addirittura dice: allora non vi dimettete, vi denuncio, ha detto. Questa è l'ultima affermazione. Come mai voi lo fate? Questa è una domanda politica che le devo fare, professore. Perché così vi inserite dentro il gioco politico, o perché ritenete veramente che le posizioni di Trentino, il sindaco di Catania, siano corrette? Le posizioni del sindaco sono da noi condivise, perché sono quelle che abbiamo manifestato fin dal giorno dopo i fatti del 16 luglio. Molti noi, me in questo caso, abbiamo detto chiaramente che quella era la cosa da fare. La sofferenza e il danno era sotto gli occhi di tutti, non c'era bisogno di fare misurazioni particolari. Fin dall'inizio abbiamo chiesto le dimissioni del CDA della società, e il sindaco, con una posizione forte, risoluta, coraggiosa, ha detto le cose che sappiamo bene. Quindi nessuna sorpresa, mi pare del tutto naturale che avendo già manifestato quella posizione, nel momento in cui il sindaco manifesta la stessa posizione, noi
siamo esattamente sulla stessa linea. Allora, Torrisi dice il piano d'emergenza c'era e l'impianto antincendio era perfettamente funzionante. Questi sono i due punti, secondo me, più importanti concretamente, al di là del fatto che gli assetti, le cose, eccetera. Su questo fatto ci sono i magistrati che stanno indagando, ci saranno gli analisti che calcoleranno i costi immediati, futuri. Questo è un lavoro che sarà fatto nelle prossime settimane. Restano i fatti sotto gli occhi di tutti, le sofferenze che tutti hanno raccontato. In politica si guardano queste cose, e cioè quello che la gente ti racconta, quello che la gente mostra, le sofferenze che vedi. Allora, quella è una sofferenza. L'accertamento delle responsabilità è un fatto più complicato, ovviamente, perché richiede approfondimento, richiede raccolta di elementi. Questo lo faranno i magistrati e gli analisti. Alla politica spetta il compito di ricordare a tutti che esistono i fatti, questi fatti sono conclamati e vanno prese delle decisioni coerentemente con quei fatti. La sofferenza c'è stata. Se lei andasse in giro per la città e chiedesse a tutti, in tutti i modi, ognuno ha una storia più o meno drammatica di quei giorni. Cioè, 3 settimane, diciamo. Allora non si può dire, ed è intollerabile che si faccia un'affermazione del genere: tutto è a posto. No, non è vero che tutto è a posto. L'accertamento delle responsabilità, lo ripeto, è un'altra cosa, ma c'è un profilo politico, perché la società Aeroporti Catania è un fatto della politica. Non è ignoto a nessuno che i criteri di gestione, i criteri di selezione del personale, i criteri di selezione della governance sono sottoposti a regole politiche. Quello è il punto. E il sindaco correttamente, a mio avviso almeno, ha individuato il punto centrale. Io spero, non ne sono sicuro, ma lo spero, che da questo fatto cominci una riflessione seria sull'intreccio tra affari e politica, perché di questo stiamo parlando, che in questa città ha provocato danni enormi. Non è una cosa di questa città soltanto, è in tutto il mondo. Ma qui ha prodotto danni. Dietro queste sue affermazioni c'è la questione che ogni tanto affiora, si sente dire e poi però torna sott'acqua, del timore di una privatizzazione dello scalo di Catania. È questo il punto? Al momento la società che gestisce l'aeroporto è una società di diritto privato, ma posseduta da soggetti pubblici, dalle Camere di Commercio, dai comuni, dalle città metropolitane. Non ha prodotto grandi risultati. C'è qualche cosa che non ha funzionato e credo che tutti riconoscono che non ha funzionato il criterio politico di scelta del personale, lo dice il sindaco nella sua nota. La privatizzazione è una soluzione alternativa? No, bisogna vedere che tipo di privatizzazione, con quali regole. Non ci sono pregiudizi. L'unico obiettivo è far funzionare bene la società e può darsi che in alcune circostanze sia un soggetto pubblico, in altre circostanze un soggetto privato. Io non ho particolari preclusioni rispetto alle soluzioni possibili. Bisogna capire quelle soluzioni che risultati possono dare. Al momento questa gestione ha dato pessimi risultati. Momento però, perché Torrisi dice una cosa che con noi Sponda Porte Aperte abbiamo documentato i disagi dei viaggiatori in tutti i modi. Noi raccontavamo quello che diceva la gente in diretta, quindi non c'erano prese di posizione di nessun genere. Però l'amministratore delegato ha fatto notare anche nei giorni scorsi, anche qui a Telecolor, che la scelta che è stata fatta, per quanto abbia provocato disagi inevitabilmente, è stata quella di non chiudere lo scalo se non il minimo indispensabile. Se ricordiamo bene, è rimasto chiuso forse meno di una settimana, pochi giorni, dopodiché lui ha detto abbiamo aperto Terminal C e Comiso, abbiamo tenuto sostanzialmente la Sicilia aperta, ha detto, cioè, altrimenti potevamo chiudere baracche e burattini, vi saluto, e poi nessuno ci avrebbe rimproverato di nulla perché non funzionava l'aeroporto, se non dovevano andare a Palermo, se non dovevano andare a Trapani, se non dovevano andare in qualunque altra parte. E ci mancherebbe che non si fosse fatto tutto quello che poteva essere fatto per limitare i danni. Il problema è che quei danni ci sono stati. E non possono essere addebitati ai comportamenti del momento, sono addebitabili ai comportamenti del passato. E questo è il punto. È il modello di gestione che va riformulato, rivisto e
possibilmente ripensato in maniera tale che quell'intreccio, e il punto è sempre lo stesso, non possiamo girarci attorno, quell'intreccio tra politica e affari venga meno. Il sindaco nella sua nota lo dice chiaramente, io lo dico per l'ennesima volta, spero con tutta la forza che ho che il sindaco tenga il punto su questo, perché è il punto centrale. L'aeroporto è uno snodo dell'intreccio politica-affari importantissimo della città. È un punto che condiziona tutti gli altri. Allora, se vogliamo essere seri, io ho sempre detto in campagna elettorale, questo è il vero snodo cruciale della città. Se il sindaco intende proseguire su questa strada avrà certamente il mio sostegno e immagino anche il sostegno del Partito Democratico. L'ultima domanda, professore. Il Torrisi dice però un'altra cosa. Dice, sindaco, ma tu perché chiedi le dimissioni mie del Consiglio amministrativo a cose fatte? Cioè, quando ormai tutto è finito, cioè io mi meraviglio che questa richiesta arrivi adesso. E se mi permette, la vostra voce non è che si sia sentita tantissimo nella fase, se non sbaglio, nella fase acuta di quelle 3 settimane che noi abbiamo raccontato tutti i giorni con la diretta. Improvvisamente uscite fuori dicendo ti devi dimettere, perché? Perché la gestione è stata fallimentare, eccetera. Allora, il Consiglio Comunale si è insediato l'11 agosto. Io uso, come tutti noi, gli strumenti a disposizione e gli strumenti sono i social. Dal giorno successivo ho, in maniera forse non incisiva come ha fatto il sindaco di Catania, che gode delle consulenze di un eccellente avvocato come Marcello Marina, ho detto, questo è il punto, rispetto a un danno e una sofferenza conclamata, il passo indietro è il fatto più naturale del mondo, magari per essere rigettato, ma è sanità della politica, perché la SAC è politica, non è solo azienda, la SAC è politica, è sanità della politica fare il passo indietro, ripeto, magari per essere rigettato un attimo dopo. Questo non c'è stato, io l'ho chiesto, non è vero che io non mi sono espresso. Quindi l'avete chiesto voi subito? Ho usato gli strumenti a disposizione, il Consiglio Comunale non c'era in quei giorni. E adesso che può succedere, professore? In Consiglio Comunale di nuovo torna la questione oppure... Allora, l'opposizione, il Consiglio Comunale ha numeri esigui e quindi non può pensare di far passare proprie posizioni, ma se, lo ripeto, il sindaco terrà questa linea, da parte nostra ci sarà il massimo appoggio. D'accordo. Devo solo aggiungere che, come si vede sulla quotidiana La Sicilia di oggi, oltre al Partito Democratico si è schierato con Trantino anche la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, quindi si è un po' allargato questo fronte. Grazie professore, Grazie buon lavoro, in bocca al lupo, ci faccia sapere poi quali sono gli sviluppi della vicenda. Siamo un po' avanti con il tempo, ma forse riusciamo anche a sorridere insieme con il professore guardando insieme. Buonasera e ben trovati a questa edizione straordinaria del TG0 per darvi conto di quello che sta accadendo in queste ore. Siamo già in collegamento e diamo subito la linea al nostro inviato Riccardo Sisa, che si trova sul posto e ci potrà spiegare cosa è avvenuto precisamente, qual è la situazione in questo momento, quanto dobbiamo ancora aspettare, chi ha causato l'incidente, dove si trovano adesso le persone, quanti dopo la vicenda sono salvi, cosa accadrà nelle prossime ore, qualche informazione dettagliata, ogni tipo di ipotesi attendibile, tutti i possibili colpevoli, come sono riusciti ad incastrarli, chi è al corrente del fatto, quando si avrà notizie più certe, perché la situazione è bloccata, cosa sta succedendo in diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti, e quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa sta succedendo in diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti, ma soprattutto che dice il PD, il PD si schiera a destra, vai con la mano, il PD si schiera a destra. E il movimento è sexy, lasciati andare, e il movimento è sexy, vai, cambia la legislatura, con la cambia la no, che sta facendo quello? Così, sexy, così, esatto, il movimento è sexy, allora così, guarda, libanesi Afghanistan,
Attenzione tra la NATO, gli uomini, tra la NATO. C'è tensione con la Russia, capi? La Russia con le donne, così le donne. Allora gli uomini, vai. Attenzione tra la NATO, esatto, tra la NATO, pure tu, esatto, tra la NATO, bravissimo. Le donne, c'è tensione con la Russia, esatto, così, no, pure tu, bravi, bomba. Che succede? Bomba, allora, 1, 2, 10. Cosa? Diretta. Cosa ci dicono gli esperti? E quanti sono coinvolti? E quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa? Vai, sta succedendo in diretta. Cosa ci dicono gli esperti? E quanti sono coinvolti? Ma soprattutto che dice il PD in piedi? In piedi, il PD si schiera a destra, esatto, il PD si speculari, il movimento è sexy, lasciati andare, alzati, lascia stare, cambia la legislatura a sinistra, esatto, e il movimento è sexy, non ci pensare, lasciati andare, esatto, allora, libanese e Afghanistan, così vedi, allora, attenzione tra la NATO, gli uomini avanti, scavalca, esatto, c'è tensione con la Russia, lasciati andare con la Russia, per fare gli uomini indietro, attenzione tra la NATO, esatto, scavalca, scavalca. C'è tensione con la Russia, fammi vedere, è bravissima, cosa succede? Bomba, ci siamo tutti in piedi per il gran finale, vai, cosa sta succedendo in diretta? Cosa ci dicono pure i bambini, vai, quanti sono coinvolti? E quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere che queste sono le ultime notizie. Noi ci risentiamo per il prossimo aggiornamento, da TG0 è tutto, grazie e una buona serata. Grandioso, lunedì alle 23, meno male che il professor Casetta se n'è andato, perché quando parlava del PD ne ha dette tutti i colori. Va bene, Weekend delle Stelle, Marco Amato, ci sei Marco? Ci sono, buongiorno. Buongiorno a te. Oggi hai cambiato tazzina, ho visto una tazzina un po' più... Cambia sempre, la tazzina non è mai uguale. Non è mai uguale, hai capito? Avrà una collezione infinita di tazzine. Che ci dici del Weekend delle Stelle? Allora, innanzitutto non inizia solo un bel weekend, ma inizia anche un mese nuovo. Buon settembre a tutti. Giusto. Il mese della ripresa, un po' il secondo capodanno dell'anno, quindi anch'esso pieno di aspettative, di reinizi non semplici perché abbiamo molti pianeti retrogradi, come abbiamo già accennato lungo la settimana. Ciò non di meno, una luna stupenda che ci ha incantato in Pesci passa in Ariete, quindi questo weekend un po' bifasico lascia un po' certe morbidezze di alcuni segni zodiacali per passare ad altri, quindi vediamo che Ariete, Leone, Sagittario e Fuoco sono i privilegiati di questo weekend, che rimettono al primo posto i sentimenti. L'Ariete in una maniera sprezzante del pericolo si tuffa e si butta sconsideratamente nelle cose. Il Leone tenta di recuperare invece degli affetti un po' troppo trascurati per delle tensioni o dei nervosismi propri, mentre invece il Sagittario tenta di nuovo di ripuntare su amicizie e relazioni varie. Gemelli, Bilancia, Acquario, anch'essi abbastanza agevolati da un weekend in cui se la cavano egregiamente i gemelli in termini di relazione affettiva e riprendono un pochettino il sociale un po' trascurato. Bilancia aveva trascurato invece la propria vita sentimentale e questo weekend inizia molto bene, anche perché i Bilancia sono gli unici che hanno un Marte rotante, quindi un Marte diretto, sono quelli che possono di più per adesso nello zodiaco. Acquario sempre defilato, furbo e decisamente esentasse. L'Acquario proprio vuole solo riposo per adesso, anche se è una storia d'amore sembra proprio farle aprire le porte alla comprensione. Un'importante novità di lavoro cambierà il loro mese di settembre, soprattutto dal 15 cambia un po' tutto per tutti. Andiamo adesso ai segni un po' meno avvantaggiati da tutto questo. L'Acqua, sicuramente il Cancro, lo Scorpione e i Pesci hanno avuto una luna stupenda. Come utilizzarla adesso? Il Cancro si dedicherà più alla famiglia perché è stato un elemento abbastanza trascurato, mentre lo Scorpione, intuitivo e capace, si riposa, guarda intorno e soprattutto partorisce delle nuove direttive importanti per se stesso e per la propria vita. Pesci, sempre molto obliterato nel suo lavoro e nei suoi impegni, riesce comunque a essere più sereno perché tutta una serie di condizioni che ha imposto finalmente vengono rispettate.
Toro, Vergine e Capricorno hanno avuto la loro bella dose di stress questa settimana. Il Toro rilancia sugli affetti, Vergine invece cerca la complicità di qualcuno per risolvere un problema, Capricorno più innamorato, più calmo e soprattutto più propenso a creare anche una solidità affettiva, una famiglia e dei figli. Io vi auguro un buonissimo fine settimana e un ottimo settembre a tutti. Grazie anche a te e grazie anche per la comprensione, è stato velocissimo perché avevamo sforato, quindi ci ha fatto ampiamente recuperare. È il momento di augurarvi buon weekend! Buon weekend, la rubrica che propone i migliori suggerimenti per chi questo fine settimana vuole uscire e gustarsi un po' della nostra amata Sicilia. In tutte le 9 province dell'isola, questo weekend c'è il Borghi dei Tesori Fest, una serie di eventi che coinvolgeranno i borghi di 45 diverse località della nostra Sicilia, con l'intento di promuovere preziose testimonianze storiche di luoghi arroccati sotto castelli o affacciati sul mare, ma anche conventi e chiese, vecchie botteghe di artigiani e neviere dimenticate da riscoprire attraverso tour guidati e manifestazioni in piazza. Alla Villa Bellini di Catania, questa sera alle 21:30, dopo la reunion che li ha portati per la prima volta sul palco dell'Ariston nel corso dell'ultima edizione del festival, con il brano Un bel viaggio arriva il duo rapper tra i più influenti della scena hip hop made in Italy, gli Articolo 31. Al Parco Naturale Regionale delle Madonie e i Monti della Conca d'Oro, questo weekend inizia l'Altour Festival, che dal 1 al 30 settembre 2023 porterà arte e cultura all'interno di bivacchi, rifugi, ostelli della gioventù e stazioni alpine, attraverso itinerari di meditazioni, poesie e canti. A Terranova, in provincia di Messina, dall'1 al 3 settembre c'è la Muni Festival, la kermesse agroalimentare durante la quale saranno presenti le migliori eccellenze siciliane del settore. Show cooking, convegni a tema ed eventi musicali, un evento unico in Sicilia dove 24 produttori siciliani incontreranno sia i buyer della grande distribuzione italiana che altri provenienti da tutto il mondo. Dall'1 al 3 settembre in piazza San Sebastiano a Melilli, in provincia di Siracusa, si svolgerà la 16ª edizione della sagra Pititti, Pitti Teddy e Liccumarei, in cui i protagonisti discussi sono i sapori locali con degustazioni di pietanze tipiche come i cudurduruni, a milidrisa, banate con patate, cipolle e salsiccia e altre le cornie. Rimanendo a Messina, a Capiddi, l'1 e il 2 settembre c'è la festa di Sant'Antonio da Padova, durante la quale non mancheranno momenti di devozione ma anche di folklore, come la tradizionale benedizione da parte dell'arciprete di vino e formaggio e il pellegrinaggio verso Cannella con sparo di mortaretti. Il 2 e 3 settembre si prevede un'invasione di profumi e sapori all'interno del centro storico di Alcamo, a Trapani, in occasione del Festival della Pasta Fresca Siciliana, durante il quale sarà possibile gustare la pasta fresca e le ricette tipiche del luogo, come i maccaroni alcamesi, le casarecce palermitane, le busiate trapanese e altri prodotti tipici del territorio. A Giardini, questo weekend, ha inizio una rassegna che si protrarrà fino al 1 ottobre, il Naxos Legge Festival delle Narrazioni, della lettura e del libro, un evento che, oltre ad essere una festa degli autori e dei lettori, sarà al contempo una festa dei luoghi, con tanti eventi dislocati in giro per il territorio. Buon weekend! Allora, ultima notizia ce l'abbiamo? Guarda, ho un titolo che è tutto un programma.
leggiamolo subito dalla stampa, Precipizio Musk. E perché? Dico, ha avuto l'idea di acquistare Twitter nel 2022, le cose per Elon andavano a gonfie vele, ma non ha saputo fermarsi. E ora gli va tutto sotto, e la X anche va sotto. Vabbè, lo sai che il 1° settembre del 509 a.C. è il primo giorno del calendario bizantino, nel senso del primo giorno della storia del mondo. E pensate che questo calendario, per gran parte orientale, Russia compresa, vedete questo bellissimo Cristo, è rimasto in vigore fino al 1669. 1° settembre 1715, nella reggia di Versailles, il re Sole Luigi XIV, prima di morire, pronunciò le ultime parole alla corte riunita attorno al suo capezzale. Perché piangete? Credevate fossi immortale? Si chiudono così 72 anni di regno, il più lungo di qualunque altro sovrano europeo. E poi, il 1° settembre del 1729, un forte terremoto rade al suolo il centro storico di Palermo, causando migliaia di morti. A Boston, in Massachusetts, il 1° settembre del 1897 è stata inaugurata la prima linea della metropolitana, 30 anni dopo quella di Londra, ma la prima negli Stati Uniti. Poi, 1° settembre del 1901, a Lissone, in Brianza, nasceva Egidio Brugola, che sarebbe diventato ingegnere e passato alla storia per aver inventato uno strumento che è onnipotente, che tutti conoscono tranne noi, la brugola. Cioè un piccolo pezzo di ferro esagonale che usiamo per montare librerie mobili di una nota marca svedese. Avete presente? Ecco, senza il signor Brugola quella marca svedese non ci sarebbe. Vabbè. 1° settembre 1917 la Russia si proclama ufficialmente repubblica, mettendo fine all'epoca dello zar. E nel 1922, il 1° settembre, a Genova, nasceva uno dei più grandi istrioni e personaggi dello spettacolo italiano, Vittorio Gassman. Vittorio, che meraviglia. Il 1° settembre rimarrà purtroppo nella storia perché nel 1939, eccoli qua, vedete che bei tipetti, eccoli qua, le truppe naziste invadono la Polonia dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. E anche il 1° settembre del 1981 è un giorno che ha cambiato per sempre la storia. Pensa, l'IBM immette infatti sul mercato il primo personal computer, si chiama 5150 e il sistema operativo è stato commissionato ad una piccola casa di produzione di software guidata da due giovanissimi, si chiama Microsoft, tanto per dire un nome. E chi sono i due? E sono Paul Allen e Bill Gates. Bill Gates, hai capito? È stato lui l'inventore del computer. Allora, e oggi facciamo gli auguri, e già l'avete sentito in sottofondo, a Barry Gibb, che è il cantante dei Bee Gees, questo qua, così qualche anno fa, esatto. Adesso non è più così, perché ha 77 anni, assoluto protagonista dell'epoca della disco music, assieme ai suoi fratelli è stata una figura mitica per chi era adolescente fra gli anni 70 e 80, e allora vi diamo l'appuntamento a lunedì, no? Non domani, lunedì. Rivivendo insieme una scena indimenticabile, lo sapete quale, no? La febbre del sabato sera, con More Than a Woman, più che un...